E se domandai che finché ha fatto la squadra nazionale della Repubblica per seconde vignole alle Olimpiadi di Londra che è appena finì. Anche a me mi domando perché Carlo Pederniana non si può far sentire. Proviamo a sentirlo noi. Ciao Carlo, ciao. Ma mi aspettavo una telefonata perché insomma mi ha fatto la cerimonia finale, televisione non può sentire niente, sui giornali niente. Ma com'è l'Odron? Ma da quanto tempo è che sei lì all'Odron? No, adesso però insomma venderdrio i soldi, venderdrio. Ah, ma te sapevi che non era da fidarsi dell'autista dei Gazzi, no? Cioè, voi che di London e lui l'ha capito il drone e va a portare lo drone. Ma avrei capito dopo un po' che non è Londra quella. Ah, però gli va offerta la grigliata. Bravi, proprio bravi, bravi. Proprio una figura, guarda. E che gli risente noi alla gente adesso? Anche che fa un paio. Ma vabbè, però guarda, adesso ero anche in parola con i sponsor. Ma e cosa hai fatto? Praticamente niente. Sbaglia strada e dici, vabbè, se c'è, va. Carlo però che ti dai una posizione, anche in politica, adesso, ma è che io non so, no, veramente, non pensavo che fosse così. Carlo, non pensavo veramente. Guarda. Ma fidarsi di qui dei Gazzi, ma come se non ti conoscessi? Ascolta, va, tu su e tu strazze, ti aspetto qui a casa che vengo a ciacere. Va. No, non vuoi niente grigliate, no, anche mal di stomaco, no, lascia perdere, no, anche il vino, no, niente, sto un po' bene sto periodo. Non ti dovevi farmi questa comunque, sai? Credimi, non ti dovevi farmi questa. Sì, va bene. Sì, vabbè, che vuol tanto essere meglio di Schwarzer. Cioè, sì, dai. Ah, sì, dai, va bene. Carlo, basta, guarda. Ogni parola che ti mi dici, lei è una stilettata, lei. Guarda, veramente, mi che speriamo sta squadra. Ma vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ma sì, va bene, la sagra, faremo una festa, sì. Non neanche da festeggiare pari, è perso anche quello. Le preolimpiche, sì, dai, ciao Carlo, ciao, guarda, ciao. Ho una Nesbene, in questo periodo, una.